Amici di Sportissili, buon pomeriggio da parte di Nicolò Ciluffo. Villa Sant'Alfonso, Panormus contro Polisportiva Gonzaga, sesta giornata del campionato allievi Elite Under 17 Girone A. La chiama Arduino, Fazio rimane lì la palla al limite dell'area, cerca uno spazio che non c'è, Fazio col mancino, Panormus 1, Polisportiva Gonzaga 0, la firma di Fazio. Va Sorrentino con il destro, facile per Pietro Prestigiacomo. Pallone lunghissimo, c'è Sorrentino, il gol del pari della Polisportiva Gonzaga, arriva all'improvviso con il destro preciso di Jacopo Sorrentino. Due in barriera per Arduino, fischia l'arbitro, va Bellingardo con il mancino a giro. Pallone che sorvola la traversa di Arduino, che non è riuscito a servire nessun compagno presente al centro dell'area di rigore. Più stretto, Simo, più stretto, arriva più stretto, ok, arriva 3 qua. Dovrebbe essere una punizione a 2 dentro l'area del Gonzaga. Un episodio abbastanza singolare. C'è Bellingardo però sul pallone, in 2, la scarica per Geraci, pallone alto, Boatta, è lunghissimo il suo cross per il tapin vincente da parte di Trapani. 2-1. 2 in barriera per Arduino, fischia l'arbitro, va Geraci morbido sul secondo palo, lo stacco di testa e la rete della Panormus, la doppietta di Fazio. 3-1 a Villa Sant'Alfonso. Camarà prova a scappare via, Fiorentino steso da Geraci che è già ammonito, cartellino rosso, fischia l'arbitro, Mattaliano a giro. Rosso per Cutrona. E rosso anche per il guardalinee. Fiorentino allontana, arbitro che ha fischiato un calcio di rigore per il Gonzaga. 68esimo, conta i passi il 10 che parte con il sinistro, riapre la partita la Polisportiva Gonzaga, innervosita. Poi episodio dubbio che ha portato al calcio di rigore trasformato da Fiorentino. Arbitro che ha fischiato per la seconda volta in questa partita una punizione a 2 dentro l'area di rigore. Punizione in 2. Mattaliano, barriera, l'ha messa con le mani, Borsellino cerca i centimetri di Lamotta, poi fallo commesso da Fiorentino, arbitro che ha un giallo in mano ed è già ammonito però. Fiorentino, eccolo qua, il secondo giallo. Camarà, Borsellino, ce l'ha sul destro, prova ad inserirsi e finisce giù. Cannella, secondo calcio di rigore, quindi va Jacopo Sorrentino contro Prestigiacomo. Ha già fatto un gol in questa partita. Sorrentino che spara altissimo.
Altra interruzione, così non si gioca più. Ha un altro cartellino rosso in mano l'arbitro. È rosso. Acquaviva. Scambio, Borsellino. Prova ad alzare questo pallone, si inserisce Di Bella. Arriva però prima di lui Presti Giacomo. Eccolo, il triplice fischio. La Panormus batte 3-2 la Polisportiva Gonzaga in 8 contro 9.